1918, Vanzone con San Carlo, Verbano Cusio Ossola. Se tassi e scaline della Cesa, un fiolin si strens la testa con aria sofferenza. Una lacrima ai calas la faccia, un tanca bisudia, alle non vera niente. La leggenda vuol che Vanzun a dovria sciamesse parei perché è un posto sempre a Nans, mai toccata alle epidemie, eppure sua Peppina alla nenfaila. A 24 anni alle morta de spagnola, proprio lì a Vanzun, il paese a tutti due, dove tornavo minca e sta e dove da masnà all'ero un promettuse. Cul giuvo bulversà alle Giuseppe Botti. Formasse dai Preive, all'era appena laureasse all'Università di Turin con una tesi sulla letteratura cristiana. Per col dolore che gli scianca il cuore, appia una decisione ferma. Drinta chiel ai sarà mappi post per una passione grande, l'unica che potrà mai la selo, gli studi e la ricerca umanistica. Isepun, pare lo arnomo in famiglia, attorno a Vanzun tutte le sta, ma viva a Turin, dove mostra in diverse scuole aute, a studia tanto da ottenere il diploma in filologia classica. Ma con la civiltà di Faraon a lo ansiga e alle molto ben entrainà frequentare le sale del Museo Egizio, dove apprende che questa civiltà ha sviluppato 3 maniere di scrittura: geroglifica, ieratica e demotica. Insomma, antiani 20 del Novecento. A scurv che il geroglific, già desgifrato da Champollion a peu près 100 anni prima, all'era dovrasi monumento e sievre per arvelè parole sacre. Lo ieratico non parni si adora dagli antichi egizzi litra e a servire a semplificare i geroglific. Ma l'è il demotico a ansighelo, una scrittura casmia faita apposta per andare l'est. Un po' come i nostri uffici sdurava la stenografia. E in effetti a scrivere che gli egizi lo dovravano per i papè amministrativi. Ernesto Schiaparelli, il direttore del museo, è molto ben maravigliato dall'intuit pistin del Botti e lo puso a studiare il demotico e a piesce il badot butté in ordine i papir turinesi. E che alla scampa testa prima, ha dato a fe con i concorsi di specializzazione, ha sbutta in contatto con gli egittologhi forestè, che hanno apprezzio l'intelligenza musanta e la serietà del lavoro. Alle parei che del 1939 Botti ha pubblicato un studio che lo consacra prim demutista della storia dell'egittologia italiana. Con quella cifra d'esagerò manen che lo marca, ha pubblicato altri studi, tutti importanti, che valgono la benedizione del mondo accademico. Anche a Mustè all'Università di Firenze, poi avagna il concorso per la prima cattedra italiana di egittologia all'Università di Milano e alla Bunura, a 67 anni, aveva chiamato all'Università La Sapienza di Roma, dove forma e accisa gli studi generazione di egittologhi. Gli studenti sono sua famiglia, con la famiglia sganfavia in gioventù dalla morte di sua Peppina. Dal 1968 ha riposo insieme a Vanzun, il paese dove sono lì all'ombra del rosa.